Ben ritrovati con il nostro appuntamento giornaliero dedicato allo sport, venetoglobe.com e VG Radio. Cercheremo di dare ogni giorno un'occhiata veloce a quello che sta succedendo e cureremo principalmente la cronaca regionale, trevigiana, locale e gli sport locali, alternando video ed audio. La Serie A potrebbe ripartire il 2, il 9 o il 16 maggio per finire a fine giugno o a luglio. Finale Europa League il 24 giugno, quella di Champions il 27 giugno. Ed è scontro sugli allenamenti perché i club votano domani e chiedono di ripartire tutti dal prossimo 4 aprile. Intanto a Brescia si scoprono 2 positivi e la sede calcistica del Calcio Brescia chiude. Calciomercato, il Milan tiene ancora banco con la situazione dei rinnovi. Donnarumma ha criticato il progetto Milan affermando che non gli piace e non crede che quello che stanno per fare in società sia quello che vorrebbe il tifoso rossonero. Ci sono contratti bollenti, insomma, da Ibrahimovic al Pipita, da Chiesa a Milik. La Serie B annuncia la dipartita di Bepi Pillon da Cosenza. Il trevigiano non se la sente di lasciare la famiglia a Treviso in questo periodo di coronavirus e arriva il divorzio tra le parti. Giorni difficili in casa Ferrari, ma la rossa torna a dettare scelte e decisioni con il suo Mattia Binotto che dichiara che per il bene della Formula 1 si può pensare al rinvio delle regole e sui piloti di Maranello dice che Vettel darà tutto perché è in ballo il suo futuro, mentre Leclerc non deluderà. La Formula 1 sarà in pista ad agosto e sono stati mandati in ferie per 21 giorni, tutti a Maranello, chiusa da oggi, la Red Bull dal 27 e la Mercedes dal 10 di aprile. Il tennis si blocca fino a giugno, Roma rinviata con un'ipotesi per agosto oppure nel mese di novembre. Classifiche congelate, si recupereranno gli internazionali, Madrid invece non si disputerà. Per la cronaca trevigiana in casa Imoco, come vi avevamo anticipato lunedì, non si parla, bocche cucite, nessuna dichiarazione da parte di giocatrici, staff tecnico e presidenti. Tutto tace dall'Imoco Village, dove le atlete hanno la fortuna di avere a disposizione una palestra super dotata ed accessoriata, dove sicuramente le pantere si staranno allenando praticamente casa palestra. Un po' quello che ha cominciato a fare anche Civitanova nel maschile, con la sala pesi aperta e con tutto il palasport sanificato completamente. Ci si allena un paio per volta, come immaginiamo a Conegliano per l'Imoco. Pro 14 di rugby, bloccato e sospeso fino a data da destinarsi con il rischio che la manifestazione possa già considerarsi chiusa e finita per il 2020. Intanto in società si continua a lavorare per le conferme di giocatori per la prossima stagione agonistica. Ieri confermati in bianco-verde Quaglio fino al 2022 e Ferrari fino al 2023. Si attendono nei prossimi giorni le conferme anche di alcuni nuovi arrivi. E per la pallavolo giovanile ricordiamo un'iniziativa, quella dell'Union Bremas, che chiede naturalmente i disegni, fumetti sul volley. La nostra società premierà il più bello con un buono di 50 euro. Union Bremas, ricordatevelo. Ieri per il calcio regionale trevigiano abbiamo parlato della proposta del presidente dell'Union Quinto, a cui hanno aderito pare una trentina di società. Noi cominceremo ad occuparcene sentendo alcune società con i loro allenatori, dirigenti e giocatori. Lo abbiamo fatto già oggi sentendo il tecnico dell'Eclisse Careni Pievigina, Stefano Della Bella. Buongiorno a tutti, ciao Mirko. Sono a casa con mia moglie e mio figlio, stiamo bene. Ho lavorato fino a venerdì scorso, adesso presumo che per 10 giorni resterò a casa. Primi giorni ho sistemato un po' di cose arretrate, di scartoffi. Ieri ho iniziato col garage, poi il tempo passa chiamando qualche amico che durante la frenesia del periodo tra virgolette normale fai più fatica a sentire. Chiamo i ragazzi per sentire come stanno, se riescono a fare qualcosa a casa. Logico che con queste belle giornate si fa fatica a star dentro, ma se per rispetto di se stessi e per il rispetto di non contagiare altre persone bisogna stare a casa, dobbiamo adeguarci e osservare questa regola. Perché qui riguarda gli allenamenti, il tornare in campo mi trovi molto pessimista. Far ripartire il tutto dopo Pasqua con allenamenti e poi le partite sarebbe veramente tanta roba. Vorrebbe dire che tante cose sono cambiate, ma anche adesso come adesso mi sembrano molto improbabile
che si verificano. Secondo me chiuderanno l'annata così, azzerando la stagione in corso, la stagione 19-20, e cercando di ripartire a luglio con la speranza che tutto si sia risolto. Un saluto in particolare lo vorrei fare a chi lavora in ospedale, dai dottori sino a tutti gli infermieri, e soprattutto che magari non sono sempre ricordati, anche la gente che purtroppo deve lavorare, la gente che lavora nei supermercati, nelle farmacie, nei trasporti. Noi dobbiamo stare a casa tranquilli, cercare di stare il più tranquilli possibile e far passare questa tempesta. Un saluto a tutti, ciao. E con questa intervista termina qui il nostro consueto e giornaliero appuntamento informativo sportivo. A domani! A domani!